Cari amici di Eventi del Territorio, ben ritrovati, buona serata a tutti. Come sapete, da sempre la nostra rubrica porta sotto i riflettori il lavoro, la passione di tanti volontari nella promozione del territorio. Non sono da meno i volontari di Santa Lucia, qui del gruppo Ramongello. Perché? Perché tutti possono fare i volontari, chiunque può farlo, anzi lo auspichiamo, però il volontario sa fin dal mattino che quando si alza ha come primo obiettivo quello di promuovere il territorio e donare del tempo a voi. Quindi quando arrivate in sale come queste, la prima cosa da fare sarebbe quella di dirgli grazie e di rispettarli un attimino di più, perché stanno rubando il loro tempo prezioso per le famiglie, per loro stessi, donandolo a voi. Ho ragione Sara? Finissimo, hai veramente ragione. Fare il volontario è proprio una cosa che viene dal cuore, per farlo per la comunità, per tutti, per aiutare soprattutto, anche perché appunto, come hai detto, noi comunque usiamo il nostro tempo libero, le nostre giornate anche lavorative di ferie per appunto aiutare la comunità a concentrarci e fare sempre il meglio per creare un evento che comprenda tutti, che possa, diciamo, comprendere tutti e portare un po' di gioia e felicità, insomma, all'interno del paese. Ecco, Sara Bernardi è una volontaria del gruppo Ramongello, naturalmente parla a nome del comitato organizzativo ed è qui per spiegarci. Sara, intanto grazie dell'invito. Grazie a te, insomma, per essere venuto. Benvenuto innanzitutto nella nostra manifestazione, è un onore che tu sia qui per noi, insomma. Ecco, è un onore anche per noi. Partiamo dal lato culinario, visto che parliamo di promozione del territorio. Quali sono i piatti tipici di questa Sara? Innanzitutto i nostri piatti tipici sono innanzitutto la griglia, abbiamo quasi 10 metri di griglia, facciamo carne alla griglia di qualsiasi tipo, churrasco, salsicce e costicine. Il nostro piatto simbolo, diciamo, si chiama piatto Ramoncello, un piatto che comprende un po' tutto: polenta alla griglia e patatine fritte, churrasco, salsicce e costicine. È il nostro piatto che ci rappresenta, insomma, quello che permette di assaggiare agli nostri ospiti tutto quello che facciamo, i nostri piatti migliori, ecco. Noi fuori non si vede perché magari siamo pochi al bancone, i camerieri, però in realtà in totale siamo più o meno una sessantina quando siamo tutti quanti. Arriviamo anche a 70 nelle serate in cui abbiamo bisogno, quindi le ultime 2 o 3 serate di sagra, e tutti quanti sono da ringraziare veramente uno a uno, dagli ultimi arrivati fino a chi c'è qui dall'inizio, insomma, di questa manifestazione. Diciamo che io stessa sono all'interno di questo gruppo da quando sono nata praticamente, quindi da 22 anni a questa parte, e ogni anno una gioia sempre più grande organizzare questo evento con tutti insieme, è un momento di ritrovo. Questa manifestazione nasce come una manifestazione incentrata all'inizio sul ballo liscio in realtà, invece da un paio di anni a questa parte stiamo cercando comunque di focalizzare la manifestazione anche sui giovani, comprendendo anche loro, cercando di organizzare serate con DJ set, musica un po' più giovanili, diciamo, oltre al ballo liscio, che quello è sempre presente. Ormai questa edizione 2026 è finita, ma Sara adesso spetta l'onere e l'onore di invitare i telespettatori, uno, ad avvicinarsi al volontariato, i più giovani e i meno giovani qui di Santa Lucia, e 2, dare appuntamento al prossimo anno. Assolutamente sì, appunto l'edizione purtroppo siamo agli ultimi giorni, siamo agli sgoccioli, però ringrazio appunto tutti i volontari che ci sono e anche faccio un invito a quelli che ci saranno, speriamo, gli anni prossimi, per continuare questa bellissima tradizione in paese, insomma. Ecco, come avete visto, continua anche la nostra tradizione di promozione e di messa sotto i riflettori dei volontari del territorio dell'Alto Trevigiano e del Basso Feltrino, che investono il loro tempo nella promozione del territorio, donando il tempo a tutti voi della comunità. Noi ci vediamo alla prossima puntata, vi diamo appuntamento, come ha detto Sara, prossimo anno qui a Santa Lucia per la sagra del Ramoncello, e ci vediamo alla prossima puntata. Io adesso sequestro Sara e faccio un giro per le cucine ad assaggiare un po' di bontà. Grazie mille Sara, ringrazio i tuoi collaboratori e ci vediamo il prossimo anno. Grazie a te, l'anno prossimo allora.
ciao.